E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande, qui su Radio Libertà. Allora, oggi, come sapete tutti, è l'80° anniversario della Repubblica Italiana, ricorrenza da cui non solo non si può prescindere, ma che va rivendicata e festeggiata, a nostro giudizio, nel suo significato autentico, sotto la cortina retorica, con tutte le sue implicazioni storiche e anche valoriali, no? Non come mera occasione di sfoggio, di parata, di hashtag, di tendenza. Va fatto anzitutto perché quel 2 giugno del 1946, in cui i liberi finalmente elettori italiani furono chiamati a scegliere la forma di governo, fa parte della nostra identità costitutiva. E sapete che qui siamo alieni a quel mainstream che vuole edulcorare le identità nel minestrone indifferenziato, mettere tra parentesi la nostra storia rispetto ad altre storie. No, quello è un tornante molto importante della nostra storia, perché i liberi elettori furono chiamati a scegliere tra la forma di governo repubblicana e la forma di governo monarchica, cioè i governati sceglievano le modalità istituzionali in cui si sarebbero articolati i governanti. Questo ci dice tante cose oltre la retorica, appunto, perché la retorica poi dalle nostre parti è sempre retorica faziosa, strumentale, legata a una vecchia storia di una vecchia egemonia pseudoculturale, no? Per cui c'è quel filo rosso. Attenzione, non è che non stiamo dicendo che non esiste alcun legame, ma un conto è questo, un conto è un filo rosso tra 25 aprile e 2 giugno e la festa della Repubblica sia una succursale della festa della liberazione ridotta a festa solo di una fetta dei partigiani, quelli rossi. È un tarocco che è andato in scena anche in queste ore, ovviamente. Ebbene, invece, una celebrazione storica ci ricorda che se noi oggi viviamo nella Repubblica Italiana è perché c'è stato un esito della Seconda Guerra Mondiale, e un esito deciso sostanzialmente dalla lotta contro il nazifascismo, sostenuta e portata a termine dagli alleati anglo-americani in primis. Questo è un dato storico, geopolitico, che ci racconta anche dell'oggi, che dovremmo tenere presente quando ormai parliamo senza inibizioni di recidere il legame transatlantico, fregarcene dell'America guidata dall'orco, navigare nel mare aperto del disordine mondiale senza quell'ancoraggio. Tutti questi sono anche i retori della Repubblica. Ebbene, sappiano che non avrebbero la Repubblica democratica senza la lotta delle liberal democrazie, in quel caso America in primis, contro il nazifascismo. Lo stesso ovviamente metodo di allora ci dice qualcosa. Allora furono chiamati al voto 12 milioni di uomini e, dato molto importante ovviamente in quel momento, 13 milioni di donne furono quelli che votarono, effettivamente pari all'89% degli aventi diritto. I risultati furono più di 12 milioni favorevoli alla Repubblica e più di 10 milioni favorevoli alla monarchia, cioè fungando ora al netto della questione poi del lamento dei brogli in alcune aree del paese, insomma tutte le difficoltà di una ricostruzione istituzionale post bellica, ma questo grande bagno nel consenso popolare è il rito per essenza della democrazia e comunque la si pensi non è un rito scontato. Ci racconta da allora da quale parte del mondo, non solo geografica ma anche valoriale, siamo. E collegandosi al discorso di cui sopra, ci dovrebbe ricordare anche il discrimine da tenere fermo tra
mondi che fanno scelte così profonde, decisive per l'assetto della polis, come la scelta tra monarchia e repubblica, le espletano facendo votare i liberi cittadini, e il mondo delle tirannie, dove ci sono solo sudditi o oppositori perseguitati, o l'asse delle autocrazie, allusione che rivolta non a caso ai numerosi fan del partito cinese in Italia, della Cina, no, che incarna le magnifiche sorti progressive del nuovo millennio, totalitarismo comunista in questo caso, ma è la cosa importante, è un totalitarismo, o ai numerosi iscritti al partito islamofilo, islamogoscista, no, che ormai si è sdoganato, insomma, si è relativizzata la differenza tra democrazie e tirannie. No, proprio il 2 giugno 46 si dice che è una differenza sostanziale, ontologica, dicono quelli bravi, irremovibile. Ci sono poi quel 13 milioni di donne, che allora ovviamente fu un'ondata storica clamorosa. Non fu la primissima volta in assoluto, nel senso che già il 10 marzo del 46 per alcuni comuni in Italia votarono delle elettrici, e quindi fu tecnicamente la prima volta in cui delle elettrici donne misero una croce sulla scheda. Ma certo, la grande poi adunata di popolo in tutto lo stivale, con queste 13 milioni di donne che partecipano a questa libera scelta democratica. Ci ricorda anche che in questo cosmo vale l'individuo, è dotato di diritti intrinseci, tra cui quello di scegliere non solo i governanti, ma le forme attraverso le quali convivere in una polis, e non c'è distinzione tra uomo e donna. La donna ha gli stessi diritti, la stessa dignità, anche qui ontologica, vale quanto l'uomo. Anche questo non accade in tutto il mondo, ovviamente, e non staremo qui a rifare l'elenco dei numerose lande del globo in cui questo non vale. Tutto questo per dire che una celebrazione di oggi sotto la patina della retorica, oltre la patina della retorica, dovrebbe parlare della nostra identità, della libertà non scontata e riconquistata, grazie a chi è stato fatto, di cos'è una democrazia e perché è differente da altri modi di vivere. E insomma, una celebrazione vera del 2 giugno dovrebbe essere una celebrazione fiera delle nostre libertà e della differenza costituita dal mondo libero. Grazie a tutti, a presto. Tra un manifesto e lo specchio, avete ascoltato Liberamente. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, ben trovati alla prima puntata di questa settimana di Auto da Fè. Buongiorno e ben ritrovato anche all'avvocato Fabio Schembri, che saluto, che ringrazio. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie. L'avvocato Fabio Schembri, come sapete, difende con Luisa Bordeaux, con l'avvocato D'Ascola e l'avvocata Patrizia Morello, Olindo Romano e Rosa Bazzi. Avvocato, ci ritroviamo perché sono emersi, rispetto all'ultima volta in cui ci siamo trovati, sono emerse alcune novità che sono state portate da un programma giornalistico, quello delle Iene, da Max Andretta, Francesco Priano e i loro collaboratori, che hanno messo insieme una serie di fatti ancora nuovi rispetto alle numerose novità delle quali si sarebbe dovuta occupare in sede di revisione la Corte d'Appello di Brescia. Abbiamo già avuto modo di illustrare che il fatto che quelle numerose novità siano state completamente bypassate. Si sono aggiunte altre novità, tra le quali una serie di dichiarazioni fatte da un testimone che voi avevate sottoposto all'attenzione della Corte d'Appello di Brescia in quanto portatore di elementi nuovi
e che la Corte d'Appello di Brescia aveva incredibilmente dichiarato che fosse già stato sentito, quando non era mai stato sentito prima. Sto parlando di Abdi Qais, che era uno degli appartenenti al gruppo di spacciatori tunisini che gravitavano su Erba e Merone ed era anche residente nell'appartamento della strage. Sapeva di prima fonte tante cose che ha dichiarato, tante altre ne ha aggiunte. Allora, io faccio una piccola premessa, poi entriamo nel merito delle novità che sono emerse e chiedo una sua valutazione. La premessa ha a che fare con ciò che hanno argomentato a suo tempo, incredibilmente, anche secondo un autorevole magistrato, del quale poi parleremo, il dottor Tarfus, che su questo punto ha argomentato in un suo esposto denuncia, del quale poi magari brevemente ritorneremo a parlare per riaprire, chiede di riaprire questa storia. Ecco, la Corte d'Appello di Brescia ha detto che tutto quello che arriva da dichiarazioni o approfondimenti di natura giornalistica non ha dignità di notizia, tantomeno di notizia criminis, di notizia di reato. In questo caso allora come la mettiamo? Visto che molte delle novità sono state raccolte proprio attraverso il lavoro giornalistico. Da che mondo è mondo il lavoro giornalistico fornisce notizie che possono essere degne di approfondimento anche sotto il profilo penale, no? La famosa notizia criminis. In questo caso come la mettiamo? Questo principio che ha stabilito la Corte d'Appello di Brescia e che non ha censurato la Cassazione, per cui se la cosa arriva da una dichiarazione a un giornalista non la consideriamo nemmeno, è entrato nella giurisprudenza italiana in maniera costante e ferma o è una delle tante anomalie del caso Erba? Diciamo che è una novità, quindi non è contemplata dal panorama giurisprudenziale italiano, perché naturalmente un'intervista giornalistica piuttosto che un filmato, quindi sono degli elementi, possono essere considerati, o meglio, sono considerati degli elementi di prova documentali, che quindi entrano spesso nei processi. Pensi un po' che nel processo, posso fare anche il caso concreto di Erba, in primo grado è addirittura entrato un libro come quale fonte di prova. È stato anche poi ascoltato in dibattimento l'autore che diciamo ha confermato lo scritto. In questo caso però era la pubblica accusa che portava quell'elemento che è stato considerato a tutti gli effetti un elemento di prova, ecco. Cioè, quindi così come in tantissimi altri processi, ho parlato adesso della strage di Erba proprio per questo caso è emblematico, insomma, al contrario invece plurime interviste giornalistiche dove era stato prodotto tutto il girato, diciamo, dell'intervista, quindi sia l'audio sia il video, ed era stata richiesta l'audizione di coloro i quali effettuarono quell'intervista, quindi del giornalista stesso, ed era stata anche richiesta in dibattimento sostanzialmente l'audizione anche di chi venne intervistato. Quindi di fatto ormai diciamo, sappiamo tutti che la prova si forma in dibattimento, quindi è chiaro che quando si va a fare una revisione, così come quando si sostiene un'accusa per un giudizio di primo grado, abbiamo all'origine solo e soltanto degli elementi che, perché possano diventare prove, devono sostanzialmente essere assunte in un processo, quindi nel contraddittorio delle parti, quindi tramite l'esame, il controesame, il riesame del test del consulente che deve essere diciamo escusso proprio perché quell'elemento, quindi quella conoscenza che lui porta in un processo possa diventare una prova a carico piuttosto che una prova a discarico, insomma, dell'imputato o del condannato nel caso della revisione, che poi allorquando viene emesso il decreto di citazione a giudizio, così come ha emesso la Corte d'Appello di Brescia, ridiventa imputato. Ecco, quindi che cosa posso dire su quelle sentenze, che la sentenza di Brescia che poi non è stata annullata dalla Corte Suprema di Cassazione? Io personalmente mi sarei aspettato un annullamento, avrei scommesso sull'annullamento perché insomma
diciamo, per non annullare quel pronunciamento, il pronunciamento di Brescia, ci si doveva porre in contrasto, diciamo, con una pletora di sentenze che in casi analoghi, laddove diciamo, nei casi di revisione, in caso di assenza di contraddittorio per la formazione della prova, così come è avvenuto a Brescia, aveva annullato quelle sentenze. Quindi abbiamo una sentenza che diventa isolata, un unicum. Sì, isolata, che in modo restrittivo è stato trattato l'istituto della revisione, e non solo restrittivo è stato l'istituto della revisione, ma anche in modo sui generis, diciamo, si è considerata la funzione del processo, cioè un processo dove il contraddittorio per la formazione della prova, che è diverso dal contraddittorio orale, insomma, dove uno disquisisce una volta raccolta la prova, quindi sulle ragioni dell'uno piuttosto che quelle dell'altro. Quindi, però, in assenza dell'assunzione diretta, è chiaro che uno potrà dire che un test è attendibile, l'altra parte potrà dire no, inattendibile, è come se fossimo al bar dello sport, insomma, no? L'attendibilità naturalmente deve essere vagliata di un testimone, così come di un consulente, diciamo la scienza di un consulente, se è corretta o non è corretta, tramite quelli che sono gli strumenti tecnici che il legislatore mette a disposizione per il contraddittorio, cioè l'esame, il controesame, l'eventuale riesame, e cioè quello che prevede il codice. Questo non è avvenuto. Quindi è chiaro che diventa un unicum, e oserei dire, ma in questo